Buongiorno cari telespettatori, benvenuti al TG di Videolina. Subito i titoli di questa edizione del nostro TG. In ospedale Dodore Meloni, peggiorano le condizioni del leader indipendentista che ha iniziato lo sciopero della fame e della sete subito dopo l'arresto per frode fiscale. Bentrovati e grazie per essere con noi in questo nuovo appuntamento con l'informazione. Avete appena sentito i nostri titoli. È stato ricoverato in ospedale oristano Dodore Meloni. Il leader indipendentista nella notte ha perso conoscenza. Sentiamo le sue condizioni nel servizio di Marco Lai. Tutti stanno cercando di farlo desistere, dai familiari al personale medico del carcere, pur sapendo che quando prende una decisione la prende sempre con assoluta determinatezza ed è impossibile farlo recedere da ciò che ha deciso. Tentativi inutili, quelli di medici e familiari, fatti per convincere Dodore Meloni a interrompere lo sciopero della fame e della sete. L'indipendentista di Terralba, che da 6 giorni non tocca acqua e cibo, nella notte ha perso conoscenza. Visitato dal medico del carcere di Oristano, dove era stato rinchiuso sabato scorso, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Martino, dove è ricoverato nel reparto di medicina generale. Gli è stata fatta una flebo e le sue condizioni sono leggermente migliorate. Dodore Meloni, che ha perso già 8 kg, in mattinata ha ripreso conoscenza ma ha ribadito che la protesta andrà avanti, coerentemente con quanto affermato qualche giorno fa attraverso il suo avvocato, quando, dichiarandosi prigioniero politico, asserì che sarebbe uscito dal carcere libero o morto. Gli è stata somministrata una flebo contenente del glucosio perché i valori della glicemia erano veramente troppo bassi e doveva essere appunto portato nuovamente a un livello accettabile per far sì che non perdesse conoscenza ancora. Entro sabato è attesa la decisione del giudice sull'istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. Siamo in attesa ancora del provvedimento del GIP. Non sappiamo ancora appunto quale sarà l'esito della nostra richiesta. Lo sciopero Meloni lo continua a oltranza in ogni caso. Intanto Meloni ha dato istruzioni affinché la festa per l'anniversario dei 4 anni dalla proclamazione della Repubblica di Maluento si faccia